Mara Venier questa sera per l'albero dei 100 autori. La madrina. Che cosa vuol dire essere la madrina di un'opera così importante? Insomma, partecipare a una manifestazione importante, soprattutto in questo periodo prenatalizio, sulla solidarietà. Si parla molto di solidarietà, ahimè, purtroppo. Si parla ma se ne fa pochissima. Ma non è vero, io credo che invece noi italiani siamo un popolo di gente generosa, che è sempre, almeno su tutto quello che ho fatto io, e ci sono state tante raccolte di solidarietà, io ho sempre visto una grande partecipazione. Gli italiani sono persone, è un popolo molto generoso, lo vediamo, ahimè, purtroppo. Infatti quest'anno tutti i proventi andranno ai neonati e ai bambini profughi di Lampedusa. Sì, insomma mi sembra una cosa molto giusta, molto bella, molto nobile, anche se purtroppo viviamo in un momento storico nostro dove purtroppo, come abbiamo visto, ci sono inondazioni, insomma viviamo purtroppo sommersi anche dalle catastrofi, per cui le persone da aiutare sono davvero, davvero tante. Non è mai finita la solidarietà. Sono d'accordo. Mara, cosa rappresenta per te il Natale? Forse diventerò impopolare. Il Natale rappresenta quello che è stato bello di quando ero bambina. Per me i Natali più belli erano quelli che passavo quando ero piccola, con la mia famiglia, con i miei genitori, con i nostri parenti numerosi, con mio papà ferroviere che suonava la fisarmonica, tutte cose meravigliose, non avevamo molto poco, ma c'era una grandissima allegria. Per me il Natale, i bei Natali sono quelli. Per me adesso il Natale diventa, io non vedo l'ora che passi, perché per quanto mi riguarda mi mette una grande malinconia, perché noi adulti poi alla fine pensiamo sempre a tutto quello che non c'è più. Ecco perché. Però il Natale va bene per i bambini, è giusto che sia dedicato ai bambini. Noi adulti, noi grandi, insomma, dobbiamo fare in modo di far passare dei bei Natali ai bambini. Concordo naturalmente. Tu sei, come sappiamo tutti, la signora della domenica. Sono tornata? Lo sei sempre stata, anche quando non c'eri. Ah sì, perché la domenica mi ha dato tanto, per cui sì. Ci fa piacere naturalmente rivederti lì. Mara, vuoi fare un augurio ai nostri amici di HTO per Natale? Ok, buon Natale a tutti ragazzi, divertitevi!